Buongiorno a tutti, siamo anche qui questa mattina per celebrare il Signore. Apriamo questo momento di lode con una preghiera. Signore Dio Padre Onnipotente, grazie per averci dato la possibilità anche quest'oggi di essere qui alla Tua presenza. Affidiamo a Te questo momento di lode. Fa che possiamo essere noi come il popolo di Israele quando entrava nel Tempio, con le mani verso di Te, Signore, che cantava e giubilava. Vorrei condividere con voi un passo di Genesi, capitolo 1, i versetti dal 26 al 28, e nella scrittura Dio ci dice: Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Padre Santo, che hai creato l'uomo a tua immagine e somiglianza, grazie per averci dato la possibilità ancora una volta, ti ringrazio, di essere qui questa mattina. Noi riconosciamo nella nostra diversità la tua opera. Riconosciamo nella nostra diversità l'essere insieme, uomo e donna, la tua immagine e la tua somiglianza, e ti rendiamo gloria all'Eterno nostro Signore, col canto numero 56. All'Eterno in cielo, che ci ha salvati, ci ha liberati dall'ira sua venire. Gloria all'Eterno, nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo, che ci ha redenti col Salvatore, nostro Signor Gesù. Quando io vedo il sole apparire, non mi domando perché lui sarà, e quando vedo il mare ondeggiare, no, non mi chiedo perché lo fa, e nel vedere le nubi che danno l'acqua dal cielo non resto a guardare, ma mi inginocchio e comincio a pregare. Grazie Signore, grazie Signore. Gloria all'Eterno, nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo, che ci ha salvati, ci ha liberati dall'ira sua venire. Gloria all'Eterno, nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo, che ci ha redenti col Salvatore, nostro Signor Gesù. Non mi domando perché c'è la luna, non mi domando cos'è la natura, le stelle in cielo che sembrano oro, no, non mi chiedo chi sono loro, gli alberi, i fiori, gli uccelli, i colori, danno un senso di vita ed amore, ma io no, non resto a guardare, ma mi inginocchio e comincio a pregare. Gloria all'Eterno, nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo, che ci ha salvati, ci ha liberati dall'ira sua venire. Gloria all'Eterno, nostro
ma sappiamo che Dio nella sua infinita misericordia, il Padre Celeste ci donò il suo unigenito Figlio, così come possiamo leggere in Giovanni capitolo 1, versetti da 1 a 5. Nel principio Dio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Dio Padre Onnipotente, che hai creato il cielo e la terra, che hai creato noi a tua immagine e somiglianza, non certamente per diletto, ma per esaltare il nome del tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale nulla di ciò che esiste sarebbe potuto essere. Noi veniamo a te oggi come Israele nel Tempio, con giubilo, con cimbali e trombe squillanti. Grazie della tua presenza, Signore. Grazie, Signore, della presenza dello Spirito. Proseguiamo col canto 68, Loderò l'Eterno in ogni tempo. Loderò l'Eterno in ogni tempo, la lode sua sulle labbra avrò. L'alma mia si glorierà in Dio, ogni umile all'udire gioirà. Magnificate Dio con me, il nome suo esaltiamo insieme. Ho cercato il Dio e mi ha risposto, liberandomi da tutti i miei timori. Il Signore presso a chi ha il cuor rotto e salva uno spirito in umiltà. Il suo angelo campato intorno a chi nel suo timore cerca libertà. Magnificate Dio con me, il nome suo esaltiamo insieme. Ho cercato il Dio e mi ha risposto, liberandomi da tutti i miei timori. Grazie Signore, grazie Dio Padre Celeste per la tua opera, grazie per l'opera del nostro Signore Gesù Cristo che attraverso il suo sacrificio ci ha reso liberi dalle catene del peccato e ci ha reso liberi dalla schiavitù della morte. Signore Dio Padre Celeste, tu hai voluto donare all'uomo la sovranità sul creato, hai voluto donare attraverso il sacrificio di tuo Figlio una nuova sovranità che noi, chi crede in te, attraverso suo Figlio conquisterà alla fine di questi tempi che tu solo conosci. Invito adesso la comunità a pregare liberamente per ringraziare Dio e lodarlo per qualsiasi cosa egli abbia potuto fare nella vita di ciascuno. Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo per quello
Molti di noi hanno assistito ieri il battesimo, Signore, di Elena. Lode a te, oh Signore, per quello che hai fatto nella vita di Elena, perché hai salvata innanzitutto. Lode a te per questo battesimo che è un momento di testimonianza, Signore, della tua potenza, della tua presenza. Signore, noi ti lodiamo per il nostro battesimo spirituale, che è avvenuto in tempi diversi ciascuno di noi, ma ognuno di noi ha sentito ieri rinnovarsi anche in questo momento, ricordare. Grazie Signore anche per questo ricordo di questi momenti felici trascorsi. Quando abbiamo detto Signore io sono tuo, Signore io voglio seguire il tuo cammino, grazie Signore per il primo giorno in cui io ho detto grazie Signore, io sono tuo, io voglio seguire la tua strada. Grazie Signore perché nonostante le criticità poi di vari momenti, errori che sono stati commessi, tu hai accettato che io fossi tuo per tutto il resto di questi anni. Lode a te, oh Signore, per il battesimo ieri, per questo mare che ha accompagnato il battesimo di ieri e per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Nel nome potente di Gesù Cristo ti diciamo grazie, Signore. Amen. Salmo 127. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano si alzano di buon mattino e tardi andate a riposare, mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono. Signore, voglio ringraziarti, lodarti, perché sei tu che proteggi le cose che ci hai donato, ma sei tu che costruisci una casa nell'eternità. Sei tu che costruisci una città, sei tu stesso che vegli, Signore, e ci insegni a vegliare altrettanto. Sei tu che ci svegli il mattino e ci fai riposare nelle tue benedizioni. Signore, sei tu che ci offri il pane e altrettanto che ci ami e ci proteggi, Signore, persino quando dormiamo. Io voglio lodarti per le tue infinite benedizioni e pregarti, Signore, perché la tua personalità cresca in noi e la nostra si lasci trasformare. Per questo voglio lodare, benedire nel nome di Gesù. Amen. Sì, Signore, caro Padre, noi ti ringraziamo oggi con gioia infinita nei nostri cuori, Signore. Anche oggi abbiamo quella serenità di sapere che tu ci sei, ci hai svegliato per un altro giorno, Signore. Grazie e lode a te anche per questo. Grazie perché abbiamo una nuova sorella, Signore, una nuova pecora nel tuo gregge, Signore. Grazie infinite. So che oggi è un giorno di festa, anche i tuoi angeli continuano a festeggiare e noi con loro insieme a lodarti e ringraziarti per tutto quello che stai continuando a fare e per tutto quello che continuerai a fare. Grazie, Padre mio, e nel nome di Gesù Santo noi ti lodiamo. Amen. Magnificate Dio con me. Signore, che privilegio essere alla tua presenza questa mattina, non come singoli ma come popolo, come Chiesa. Grazie per aver ravvivato il nostro spirito. Oggi le nostre ginocchia sono rinforzate, Signore, dal privilegio di vivere una lode comunitaria, Signore. Pertanto siamo gioiosi per la grazia che hai dimostrato nel cuore di Elena. Sono convinto che ieri hai parlato ad altre persone. Quell'evento non era un evento privato, era un evento davanti al cosmo, davanti alla creazione. Pertanto aveva l'ambizione di andare oltre quello che noi abbiamo pensato. Ti ringraziamo per questo annuncio, ti ringraziamo questa mattina per poterlo anche ricordare davanti a te, Signore. Benedici Elena nel suo cammino con te e con noi, Signore. Ti adoriamo questa mattina perché lo facciamo insieme come popolo. Magnificate Dio con me. Amen. Amen. Un Salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta, dice il Signore. Quanto a me, dice il Signore, questo è il patto che io stabilirò con loro. Il mio spirito
che riposa su di te e le mie parole che ho messe nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua discendenza, né dalla bocca della discendenza della tua discendenza, dice il Signore, da ora e per sempre. Isaia 59, 22. Grazie Signore per quel Salvatore, grazie per quello Spirito, Signore, che regna nei nostri cuori, perché il Signore Gesù ha mandato dopo aver pagato il prezzo del nostro riscatto. Ti ringraziamo questa mattina, ti adoriamo perché ne sei degno, Signore. Grazie perché possiamo venire a te attraverso quel sangue, attraverso quel corpo, Signore, che tu hai voluto sacrificare per noi. Grazie che ci hai aperto le porte del cielo e perdonato il nostro peccato, e ora possiamo venire direttamente alla tua presenza, alla presenza del Padre, Signore, liberi, salvati, redenti, Signore. Grazie a questo dono meraviglioso che ci hai fatto. Stamattina ricevi la nostra lode, la nostra adorazione, perché tu sei il Signore, sei il nostro Salvatore. Grazie per il Salvatore. Tu sei il Salvatore di chiunque, Signore, crede in te. E la grazia, Signore, che tu vuoi dare è disponibile per tutti coloro che l'accetteranno. Apri i cuori di coloro che ti stanno cercando e benedici questa mattina e il tuo popolo, Signore. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Grazie caro Padre, ancora una volta per la possibilità che ci dai. Io come comunità, come spero tanto che effettivamente quello a cui abbiamo vissuto ieri possa essere di ispirazione, possa essere di conforto anche per tante persone che ancora oggi non si sono avvicinate a te, Signore, possa essere di esempio per tanti che ti cercano, possa essere di sprone per coloro magari che ci seguono da casa. E anche Davide, re Davide, dall'alto della sua saggezza, non poté che riconoscere la sovranità di Dio, e lo ha fatto in un salmo, il salmo numero 8, che vado a leggere. O Signore Dio nostro, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. A proposito di magnificare, tu hai posto la tua maestà nei cieli, dalla bocca di bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura, eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio, e lo hai coronato di gloria e d'onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore e buoi sono tutti quanti, e anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari. O Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Sì, Signore, il tuo nome è magnifico su tutta la terra, anche se viviamo momenti travagliati, particolarmente travagliati, anche se lo sono sempre stati, Signore, dal giorno in cui il tuo figlio è ritornato a te. Signore, noi aspettiamo con ansia, aspettiamo con giubilo il giorno in cui tu deciderai che il tuo figlio debba ritornare, perché solo lui, l'agnello di Dio, è degno di rompere i sigilli del libro della vita. Solo lui saprà dividere il grano dalla bula, solo lui potrà dare la definitiva, la parola fine a questo mondo travagliato, per aprirci poi nuove prospettive, aprirci nuovi cieli e nuova terra. Cantiamo allora col canto numero 117, Maestà, rendendo ancora una volta gloria al nostro Signore.
Grazie Signore, grazie perché noi percepiamo la tua maestà, Signore, la percepiamo ogni giorno, la percepiamo nelle nostre vite, la percepiamo su tutto ciò che ci circonda. Grazie Signore perché anche il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, si è chinato alla tua maestà, si è chinato alla tua maestà nel salvarci, non si è sottratto al disegno che tu avevi preordinato per lui, per la nostra salvezza. E proprio di questo la lettera ai Filippesi si parla al capitolo 2, versetti da 5 a 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Vogliamo ringraziare ancora e esaltare il nostro Signore Gesù Cristo con il canto 119, Tu sei degno. Ed io ti adoro, Santo, 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 il Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a redere, tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Sì, Signore, grazie, grazie. Tu veramente per noi sei un mistero che però si è svelato attraverso l'opera di Gesù Cristo. Tu sei un mistero che rimane però chiaro, limpido, attraverso l'opera dello Spirito Santo. Signore, voglia tu continuare ad accompagnarci in questo momento di lode. Amen. Lascio la parola a Gaetano Di Francia che porterà la sua riflessione. Buongiorno. Mi piace guardarvi nei visi, perché anche quando sono spenti hanno una bellezza. Certo, mica siamo fogli bianchi. Cioè. Immaginatevi se noi fossimo un foglio bianco, questo non è che fa tanto. Anche se un volto può essere spento, dentro c'è la vita. E quando c'è la vita c'è la trasformazione. E quando c'è la trasformazione c'è il progresso. E quando c'è il progresso c'è il cambiamento. E quando c'è il cambiamento ci si può accendere, se siamo stati spenti. Giusto? Cioè, va bene così? Okay. Io chiedo pure conferme perché. Grazie Salvatore perché in qualche cenno della tua riflessione sei entrato anche in qualcosa che voglio condividere stamattina. E c'era anche la sorella che nella preghiera ha detto Signore, tu costruisci la nostra personalità.
Salvatore nella sua prima lettura ha parlato dell'immagine di Dio, che in noi c'è l'immagine e la somiglianza di Dio. Sono due parole. Vorrei dirvi queste scritture che sono state dette. Quando venite in chiesa portate un paniere e li mettete tutti dentro, perché magari guardati singolarmente tanto senso non ce l'hanno, oppure hanno un piccolo senso, ma quando vedete l'insieme sicuramente c'è una ricchezza. Sono contento. Io mi ripeto per voi, insomma, dai. Non so da quale ecco. Vorrei cominciare con una parola appunto di qualcuno che si è spento, facendo una lettura rapida del Salmo 30, un salmo che mi colpì tanti anni fa. Possiamo parlare quasi di secolo, cioè io mezzo secolo, cioè, però lo porto bene il secolo, quindi perché la parola di Dio rimane permanente, in eterno. Non lo porto io il secolo, lo porta la parola di Dio, perché cieli e terra passeranno, ma la scrittura non passerà. L'ha detto Isaia e l'ha ripreso Gesù e l'ha applicato anche a lui. Quindi gloria al Signore, perché questa parola che trascende nei secoli ce l'abbiamo noi. Come introduzione a questa riflessione mia, che spero di contenerla, dice così il Salmo: io ti esalto, Signore, perché mi hai portato in alto. Quindi si presuppone che era in basso e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. C'è bisogno di fare un commento? No, ci sono i nemici pure, ok? O Signore, Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. I termini sono forti, gridato, però è arrivata la guarigione. O Signore, tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Quindi è un risuscitato. E stavo scrivendo poco fa così, non avevo manco connesso il pensiero, che la resurrezione è preceduta dalla morte e la morte è preceduta dalla sofferenza, che è coniugata con il dolore. E la sofferenza, quando arriva come la risposta della vita. Salmeggiate al Signore voi suoi fedeli, quindi ha voglia di fare festa perché è arrivata la vita, celebrate la sua santità, poiché l'ira sua, si riferisce a Dio, è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Ora non parlate di alle 12 ore, ma c'è una sera, c'è un buio nella nostra vita, ma poi spunta il sole. Diceva Victor Hugo che nonostante quando lunga possa essere la notte, il sole spunterà. Un dipingamba quello là. Quindi prima o poi il giorno spunta. Quanto a me, ecco qui, nella mia prosperità dicevo, non sarò smosso. Più forte di me, non vi siete mai sentiti forte? Forti? Mai? Qualche volta, anche da ragazzi, dai, cioè, concediamoci il campo ufficiale, che poi ci sentiamo forti anche da grandi, però poi ti arriva una sventola che fai 3 salti mortali all'indietro. Vabbè. Comunque lui, il salmista, arriva a questo momento: non sarò mai smosso. O Signore, per la tua benevolenza avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito. E c'è un'immagine che ci rapporta al rapporto madre-figlio o figlia, ai genitori figli. Tu hai nascosto il tuo volto e io sono rimasto smarrito. E parleremo del volto oggi, parleremo di questo. Prendiamo dal libro del deserto. Dovreste saperlo perché l'ho già detto qui. Capitolo 6, Numeri, capitolo 6. Diciamo che è la seconda volta che elaboro questo testo.
L'altra volta è stato così a braccio, mi trovai per caso in una chiesa e mi hanno detto, ma dai, visto che ci siamo in famiglia, dici qualcosa. E qui c'è un testo centrale per la vita di Israele, perché si trova appunto nel deserto. E il Signore, che sembra un gran Signore, a me piace questo Signore, perché non è che c'è un altro come Lui, assolutamente, dice così. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ad Aaron e ai suoi figli e di loro, voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro, il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Il nome nella cultura ebraica è l'identità della persona. Quindi il Signore è preoccupato di dare a questo popolo identità, di fargli percepire la sua identità, la stima di sé, perché ha a che fare con l'unico e vero Dio. E quando tu sei la persona unica di una persona, nel bene ovviamente, perché se sei attaccato da un aggressore è un'altra storia, ma se tu sei in una relazione di amore, di affetto e sei la persona eletta, allora è qualcosa che ti dà identità, qualcosa che ti fa respirare bene, ti dà ossigeno e si respira vita. E quindi il Signore è preoccupato perché il popolo che si trova nel deserto, nel capitolo 11 dice così, che da una accozzaglia di schiavi l'Eterno ne ha fatto un popolo, cioè una trasformazione radicale. Da una accozzaglia, presente le cozze, ecco, una accozzaglia di schiavi, cioè proprio a cui viene tolta ogni diritto di identità, l'unica identità che gli rimane appiccicata alla pelle è che sei schiavo, hai un valore, ma sono io che dispongo di quel valore, cioè il padrone, ne ha fatto un popolo di persone libere. E questo è miracoloso. Non so se ci pensiamo a queste cose. Cioè il Signore si è impegnato. Quando Gesù dice nel capitolo 17 di Giovanni, e per loro santifico me stesso. Beh, pensate che Gesù ha bisogno di diventare un po' più santo? Per loro santifico me stesso. Cioè, ripeto, pensate che Gesù ha bisogno di essere un po' più santo per noi, a causa di noi? Siamo leggeri nelle nostre letture. Santo significa appartato, significa dedicato. E questo versetto lo potremmo dire così, e per loro io ce la metto tutta. E per loro dedico tutto me stesso. E ripeto, a me questo Signore mi piace un sacco, troppo. Cioè, dove l'ho trovato un altro Signore così? Prima di andare dentro il testo e nelle parole della benedizione, volevo farvi notare alcune cose. C'è il Signore, quindi sempre qui Yahweh, ricordatevi il maiuscoletto nel testo, è Yahweh, Dio della relazione, quindi non soltanto Lui è stato l'Onnipotente che ha lottato per tirare fuori da una nazione, quindi l'Adonai, che gestisce i popoli, ha tirato fuori da una nazione Israele, lo comincia a fare progredire in un cammino nel deserto, insomma, e la sofferenza ogni tanto ci fa togliere qualche crosta che abbiamo addosso, e quindi non dico che bisogna soffrire per forza, non sono masochista, non mi fraintendete, però a volte le nostre lacrime ci aiutano a forgiare delle cose buone. Come le ostriche, che pare che la perla sia il frutto di una lacrima. Quindi in questo cammino il Signore che si impegna per Israele praticamente chiama Mosè, perché Mosè è l'intermediario, e dice parla ad Aaron e ai suoi figli, perché anche i figli di lui sono sacerdoti, i figli cominciano a essere sacerdoti.
all'epoca si parlava di famiglia. Voi benedirete così i figli di Israele. Quando leggiamo questa frase ci sembra che è una benedizione ufficiale globale per tutti, o no? Mi sembra così, è un plurale. E poi dice ancora, e direte loro. Quindi questo testo letto così ci può un po' portare fuori pista perché noi pensiamo a una benedizione globale. Non so, un pace a voi, quindi è pace per tutti, più o meno dello stesso tipo per tutti. Ci sta, quello ci sta. Ma qui c'è qualcosa di particolare, perché la benedizione invece è estremamente personalizzata. Perché si parla del gruppo, si parla della pluralità, ma si parla poi della singolarità della singola persona. Perché dice, il Signore ti benedica. Non dice il Signore vi benedica. Io per leggere questo testo a una coppia di sposi ho dovuto copiarlo e sostituire il ti con il voi. Il Signore vi benedica. Ma qua è personale, è diretta. Allora, care sorelle, cari fratelli, io dico i nomi che conosco, vabbè, Vito, Silvano, Cristian, Giulia, Leonardo, sto facendo esercizio, Luana, Cristian, questi li ho imparati freschi, Elena, ecco, e tutti voi, singolarmente, ognuno di voi. Questa benedizione pronunciata qui è strettamente personale per ognuno di voi. Perché queste parole hanno una risonanza singolare, particolare e personale per ognuno di noi. Non per niente di solito si parla tra gli evangelici che il Signore è il nostro personale Salvatore e non esistono due testimonianze uguali, simili, si assomigliano in che cosa? Che abbiamo incontrato Gesù, ci ha perdonato dei peccati e ci porta in paradiso, ma tutto il resto è singolo. Non esistono due a fotocopia, né due maschi né due femmine, non esistono a fotocopia, né due amici, due vicini, non esistono. La relazione con Cristo è strettamente personale e la percezione che hai tu personalmente di Gesù è tua, strettamente personale. E se un'altra persona non lo capisce, quello che tu percepisci, non te ne preoccupare pure. Tranquilla, tranquillo. L'importante è che lo capisci tu. L'importante è che sai tu di quello che stai parlando. Perché la relazione è strettamente personale. E questo Signore mi dà una consolazione potente, perché quando gli altri non sanno che dirmi, non sanno come parlare con me, oppure anche se parlano aprono la bocca a vanvera, come dice in Giobbe capitolo 35, Giobbe apre vanamente le labbra. Quando c'è qualcuno che apre le labbra vanamente, non te ne preoccupare. Tu hai una relazione personale con il tuo Signore. E l'altra volta ho detto qui che il Signore ci dà questo pregio di essere nostra proprietà. Un paradosso straordinario, noi apparteniamo a Lui e ci dà il pregio che Lui ci appartiene. Cosa voglio dire con questo? Che il Signore qui rispetta e ama e mette alla luce la diversità di ognuno di noi, di ogni persona. Ogni persona che è uscita schiava da Egitto, uomo, donna, bambino, bambina che fosse stata, adesso è lì davanti a una benedizione strettamente personale. E dobbiamo avere questo nella nostra mente, che il nostro messaggio, che ciò che comunichiamo possa essere una benedizione e che possa raggiungere ogni persona in modo personale. Sono i sistemi dittatoriali che parlano nell'uniformità a discapito della diversità. E se voi non siete una chiesa dittatoriale, allora bisogna mettere in luce la benedizione personalizzata. Le parole valgono per tutte, ma ognuno ha bisogno, necessita e ha il pregio e può essere fiero di prendere queste parole per se stesso. Le parole sono straordinarie.
Il Signore ti benedica. Mettete il vostro nome in questo, ti benedica. Io posso mettere il Signore benedica te, Gaetano, ma voi mettete il vostro nome. Benedica te, Christian. Benedica te, Luana. Conoscessi i vostri nomi, ve li direi tutti a memoria. Metteteci il vostro nome. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Siamo nel deserto, ma la parola deserto in ebraico si dice midbar, significa nella parola, e nel deserto c'è la parola. Nel deserto, quando tutto tace, quando tu non ti aspetti niente da niente, c'è la parola che sorge. E questa è una parola che zampilla in mezzo al deserto, proprio perché il popolo di Israele, che vagherà 40 anni nel deserto, ha bisogno di questa parola, ha bisogno di sapere che il Signore è con lui e che soprattutto che il Signore è con ognuno di loro. Non per niente nella nuova alleanza il nome che viene promesso per Gesù è Immanuel, con noi Dio. Così è la traduzione letterale, con noi. Questo privilegio, ciò che è messo in prima nei testi biblici, nelle lingue ebraiche e greco, è importante, è messo in enfasi. Con noi Dio. Tanto Dio c'è sempre, Dio è là, la costante, ma noi abbiamo bisogno di sentirci lì, amati, accolti, con noi Dio. Questa vicinanza, e il Signore lo fa attraverso il volto. Faccio una piccola svirgolata. C'è un grande psicologo che Winnicott, quelli che hanno fatto la formazione quest'anno me l'hanno già sentito dire questo da qualche parte, ma lo risentirete in terzo anno. E quando si parla della funzione, non del ruolo, il ruolo significa chi dà il biberon, chi prepara la pappina, chi cambia i pannolini, e lo possono fare sia le donne che gli uomini, no? Mi sembra, cioè. Ma quando si parla di funzione psicologica sono delle funzioni assolute ed estremamente materna e paterna, non si può scambiare. E c'è il concetto di specchio perché il neonato che nasce, che è stato nella simbiosi, cioè una cosa unica con le mamme, adesso parlo un po' di voi, fate così, dai, con le mamme, e cosa fanno? Quando il bambino è in braccio alla mamma, perché anche se lo danno al papà per quei 8-10 secondi lì al parto, almeno io ho visto i parti dei nostri 3 figli, e poi lo consegni di nuovo alla mamma, perché il bambino in quel momento ha bisogno della mamma, ha strettamente bisogno di riconnettersi col corpo che le ha portato di dentro, e quindi è normale che non importa come si trova, se le continuano a pulire, o la continuano a pulire la bambina, ma è là appoggiata sulla mamma. E questo psicologo ci parla appunto del ruolo della madre come specchio per il neonato. Ed è il volto, lui dice, è il volto della mamma che rivela al bambino chi è. È il volto della mamma che dà al bambino la percezione di se stesso. Detto in altre parole, il bambino che comincia a intravedere l'unico volto che per la prima volta comincia a vedere, praticamente attraverso l'espressione che la madre ha del figlio, lui percepisce chi è e il pensiero che deve avere di se stesso. Ora sappiate che noi nasciamo con tutta la gamma dei sentimenti completa. Non sappiamo parlare, non sappiamo dare schiaffi, non sappiamo fare tante altre cose, ma si nasce con la gamma dei sentimenti completi. Per questo motivo la madre fa da specchio, è lo specchio primario per il bebè e per la bebè, affinché questo bambino, questo neonato, prenda percezione di se stesso.
comincia a capire che esiste perché il viso della madre gli trasmette la gioia di averlo nelle braccia o comunque gli trasmette quel momento di vita. Il respiro, l'affanno, il sorriso, quel chinarsi con il bacio. E il Salmo 8 che ha letto Salvatore parla proprio di questo. Che cos'è l'uomo che te ne prendi cura? E qualche volta l'ho spiegato, scusatemi se fosse una ripetizione, lì il termine che cos'è l'uomo sul quale tu ti chini per curarlo, ed è l'atteggiamento del medico che si curva sul malato. E quindi cosa fa? Gli porta il volto di speranza, gli porta il volto di chi è competente per poterlo aiutare nelle cure. E se il volto del medico è serio, potete immaginare le nostre reazioni. Dottore, che è grave la cosa. Tante volte non c'è bisogno, ma nemmeno che chiediamo, basta che lo guardiamo. Abbiamo capito tutto. Ho chiesto a qualcuno, dottore, è rimasto in silenzio 3 secondi, avevamo già capito tutto. Allora ci portiamo la mamma a casa, così possiamo fare i funerali? E la seconda parola è stata così. E ci siamo capiti. La potenza dello specchio comincia da lì, dal volto della madre. E ognuno di noi, in funzione di come è stata la madre, ci sono 4 modelli, ma non ve li spiego oggi perché sennò non andate nemmeno a mangiare, è che questo qui ci dà poi percezione di noi stessi più o meno felici. Vabbè, la chiudiamo qui. Il Signore invece ha questo popolo che è nel deserto. C'è questo popolo che aveva dei dominatori, aveva uno specchio di dominanti, di gente che ha aggravato il più possibile le loro sofferenze. Difatti quando Mosè è chiamato, gli dice: Mosè, senti una cosa, ho ascoltato le grida che gli egiziani strappano agli israeliti. Non si tratta qua, sai, gli israeliti si stanno lamentando come al solito, sono lamentosi e quindi vabbè, valli a salvare. No, i termini sono forti lì. C'è un popolo di dominatori, c'è un popolo di servitori, di gente che è sfruttata in silenzio, ma loro sono talmente accaniti da strappargli pure dei lamenti. Mi sono spiegato bene? Cioè non è soltanto dominio, ma è cattiveria, è sadismo sulle persone, è violenza. E ogni tanto poi quando non puoi più qualche gemito esce. E il Signore li ha ascoltati e chiama Mosè per questo. C'è questo popolo che adesso non c'ha questo specchio di dominio, ma c'ha il deserto. Cioè, vi fa una meraviglia quando leggete la storia di Israele che pensano alle cipolle, cioè noi ogni tanto li ridicolizziamo banalmente, ma un popolo che ha perso i propri punti di riferimento e che adesso c'è un Mosè, c'è un Aaron, Mosè balbetta, Aaron deve parlare per lui, è una situazione completamente nuova e chi in una situazione veramente estremamente nuova non è smarrito? Ma il Signore si preoccupa di questo popolo, si preoccupa di dargli identità, di dargli diritto di esistenza. Perciò Aaron e i vostri figli, servitori in prima linea dell'Iddio vivente, voi pronuncerete queste parole. E sono singolarmente per ogni persona. Il Signore ti benedica. Qual è il discorso che hanno fatto su di noi? Ho dovuto dire a una persona che ho accompagno nelle mie consulenze: ricordati di smantellare le bugie che ti hanno appiuppato come un burka addosso, come uno scafandro addosso, con la verità di te stesso.
ma la verità la trovi in Cristo. Per questo vi ho fatto fare dei fogli, non so dove sono, che vi saranno dati. Quante bugie ti hanno cucito sulla pelle? Ti hanno marchiato. Il Signore ti benedica, dica il bene di te, per te. Non è difficile capire che il Signore ci benedica, basta che vi ricordate Giovanni 3,16, il Dio ha tanto amato. È più benedizione di questa? Come lo recitiamo questo versetto? Cosa ci porta quando pensiamo a questo? Giovanni che si rivolge ai credenti agapetoi, amatissimi, carissimi, ma ci sono diverse scale di amore, ma il verbo agape è il superiore e quindi li chiama amati, ma di quel tipo, di serie A. Vabbè? Perché serie A, serie B, serie C, no? Okay? È dello stesso amore con cui Dio ci ha amato. Il Dio ha tanto agapato, potremmo dire, l'uomo, ecco, e lui li chiama agapetoi. Qualche Bibbia dice diletti, ma è lì l'amore unico di quel livello. Il Signore ti benedica. Qual è il discorso che hanno fatto su di te? Quante bugie hanno cucito sulla tua pelle? Solo la verità di Cristo e la verità di Dio su di te può smantellare e distruggere queste bugie. Siamo stati a immagine e somiglianza di Dio, non secondo l'immagine e la somiglianza di chi in cambio di benedirci ci ha maledetto, cioè ha detto male e ci ha pioppato addosso qualcosa da togliere, da smantellare. Perché parlo di smantellare? Perché non si cancellano, perché sono dentro di noi, sono delle credenze e le credenze si sostituiscono con delle credenze vere. Vi siete mai chiesto cos'è l'imago Dei, l'immagine di Dio dentro di noi? Fatevi una ricerca. Ciò che ti fa fiero e fiera di te stesso e di te stessa, l'immagine di Dio. Ciò che ti distingue da tutti, l'insieme dei doni, dei talenti, della creatività che Dio ha messo nella tua vita e che si completa nella diversità reciproca e nell'accoglienza reciproca. Signore, ti benedica e ti protegga. Beh, questo non è tanto difficile da capire. Abbiamo bisogno, perché ci ricorda che siamo fragili. Salmo 103. Se il vento soffia non si sa manco da dove era sto fiore, sparito dalla circolazione. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Penso che tutti quanti, diciamo, educatori di apprendistato con i nostri bambini, ogni tanto il nostro volto non risplendeva sui nostri figli. E i bambini sensibili ne hanno avvertito questa mancanza di splendore. Ma il Signore, ma qui la benedizione è che il Signore faccia risplendere il suo volto su di te, che ci sia la sua luce su di te, che ci sia proprio questo sorriso, questo smile, pensatelo come volete, ma che ci sia questa brillantezza, questo splendore di Dio sulla tua vita, sulla tua persona. Mi sono cercato le parole, vi dico un paio di cose su questo. Va. Il Signore faccia illuminare luce in ogni senso, luminoso, chiaro, come giorno, come luce. Ecco, il Signore possa portare verso di te la sua luce e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Questa parola è ricca,
questo rivolgersi. Quando tu parli con qualcuno e non ti guarda negli occhi, come ti senti? Come vi sentite? E se io cominciassi a guardarvi così? Come vi sentite? Vi sentite bene? Potrei dire le più belle parole di questo pianeta, ma non vi arrivano, perché il mio volto è chiuso, non è rivolto a voi, anche se la testa è girata. Io mi ricordo quando mio figlio mi parlava, mi prendeva la testa e me la girava. Così. Un giorno ho detto: papà, sto guidando. Però per un secondo mi sono girato la testa perché aveva bisogno di questo contatto fisico. Lui mi stava parlando, mi stava spiegando le cose come le vedeva lui, stava dicendo chi era lui, stava dicendo i suoi pensieri. Mica non lo posso ascoltare. Com'è che non si ascolta un figlio? Una figlia? E lui, aveva più o meno 2 anni e mezzo, 3, mi ha preso la testa e me l'ha girata. Okay, ho detto, sì, ok. Però ho visto quanto era importante per Andrea incontrare i suoi occhi, e lui, l'ho visto che era seduto là sul sedile con le gambette così, mi stava spiegando totalmente la sua posizione. E qual era il problema? Stavamo portando dei pacchi di vestiti alla stazione per mandarli a Trieste, perché servivano per la guerra del Kosovo. A quell'epoca eravamo a Vittoria, in Sicilia. E allora gli faccio: oh Andrea, ma stamattina siamo rimasti soli. E io me lo sono portato perché insomma così mi sono portato uno dei 3. E lui, mentre che stava, dopo un pezzo mi fa: papà, non ti preoccupare, ci sono io. E siccome io ero concentrato, guardavo la strada ovviamente, perché la strada per Ragusa c'ha dei tornanti, quindi dovevo stare attento, insomma. Allora a un certo punto lui mi stava dicendo il meglio: ci sono io papà, t'aiuto io. Cioè che io dovevo prendere il pacco con lui di sopra, giustamente, per farli camminare. Ebbene, e lui aveva... Io che non lo guardavo, cioè è come se lui mi sta donando il meglio di se stesso, e io non gli sto dando attenzione. E così mi sono girato con un po' di attenzione per dirgli grazie tante. Questo rivolgere lo sguardo verso di te. Ma questa radice primitiva significa anche questo rivolgersi verso di te che ti solleva. E ha una grande varietà di applicazioni, ha uno sguardo benevolo, che quando è rivolto verso di te ti calma delle ansie, ti calma delle angosce, ti solleva e poi ti porta in avanti. Leggo il principale perché ci sono una quarantina di significati, per forza è lo sguardo del Signore, hai voglia, no? Che ti solleva in alto, che ti posa nel senso di metterti al posto giusto, che ti eleva, che ti magnifica, perché è uno sguardo di attenzione e di ammirazione, che poi accoglie le tue esigenze, che ti porta perdono, quindi ti mette nella giusta posizione, che ti porta anche il perdono, ti comunica il perdono, oppure ti porta la misericordia, che suscita dentro di te forza, stimolazione, come si può dire, voglia di andare avanti, e quindi prendere la via in alto. L'ho detto solo alcuni. Ecco, questo rivolgere lo sguardo. Ma perché quando siete stati con i vostri figli, che erano smarriti, che c'è papà? Che è successo? Cosa c'è mamma? Mi viene brutto con la voce maschile. Cosa c'è a mamma? Cioè, viene difficile. Dovreste dirlo qualcuno di voi, con la vostra intonazione. Cosa c'è a mamma? Io mi ricordo mia mamma che mi diceva così. E quando arrivava lei in questo tono, sicuramente c'era una mano, c'era una comprensione, c'era una dolcezza, c'era
un momento in cui, ecco, si fa il passo avanti. Per questo queste parole sono qui. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e perciò ti dia la pace. E come l'ho spiegato l'altra volta, la pace è essere a proprio agio nella vita alla presenza di Dio. Essere a proprio agio, come dice il Salmo 100, se non mi sbaglio, quanto è bello e quanto è caro che no i fratelli, non c'è nell'ebraico, no. Perché i sono quelli esclusivi, il gruppetto degli in. No, il testo ebraico è più tranquillo, più sereno. Quando è bello e quanto è caro che fratelli dimorano insieme. L'essere insieme nella fratellanza, senza gli i che distinguono, che fanno gruppetto. Non significa che non abbiamo sensibilità e con alcuni. Gesù aveva 12 discepoli, ma con alcuni non era razzista, con alcuni stava più degli altri. Con Pietro, Giacomo e Giovanni passava molto tempo di più di tutti i 12, li ha mandati poi tutti i 12. Qualche volta si aggiungeva pure Andrea in questo piccolo gruppo. Quindi non sto parlando di questo, non fraintendetemi, ma che ognuno di noi si considera fratello, sorella l'uno dell'altro, senza i. Quindi se andate sul Salmo togliete quella i perché non c'è. Tornando a noi abbiamo anche, vado alla conclusione che il tempo è volato, noi abbiamo il volto nella nuova alleanza. Non è qualcosa soltanto che il Signore ha fatto per dare identità, diritto di esistenza, stima di sé per il popolo di Israele, ma lo stesso Dio, è lo stesso Dio di Gesù Cristo, che Gesù ci ha rivelato. Dobbiamo andare nella lettera ai Corinzi, la seconda. Dove dice al capitolo 3, versetto 18, dice: noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Vedete quanto è moderna la Bibbia? Winnicott ci parla dello specchio relazionale da un po', e la Bibbia già lo sapeva, soltanto che noi non lo sapevamo quello che significa. Quindi, ripeto, e noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo metamorfosati, trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. E dove abita lo Spirito? Dov'è? Ecco. Sì, Vito ha fatto così. Oh, ragazzi, reagiamo. Se no sembra che è all'estero lo Spirito Santo. Siamo trasformati, e il verbo è metamorfo, quello che ha dato metamorfosi, quindi una forma che c'è prima non c'è più, ma sei sempre tu, quindi c'è una trasformazione grazie alla contemplazione come in uno specchio dell'immagine di Dio. È un concetto che anche Paolo porta nell'epistola ai Colossesi, di essere trasformati nell'uomo interiore. Questo cambiamento, questa evoluzione, questo progresso della nostra vita che si arricchisce man mano che capiamo chi è il Signore. Nessuno può capire Dio in un colpo. Siamo tutti in crescita, stiamo tutti andando avanti. Sappiamo più di qualcun altro, ma non sappiamo quanto sanno tantissimi altri. Quindi stiamo tutti imparando. Ma man mano che impariamo e leggiamo le scritture e vediamo in questo specchio l'immagine di Dio, attraverso Cristo, perché lui stesso ha detto: nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito che è venuto da presso di lui ve l'ha fatto conoscere. Quindi abbiamo veramente la strada aperta per conoscerlo. E allora man mano che contempliamo questa immagine, noi siamo trasformati. E ancora più giù, 4:6, sto leggendo: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per fare brillare
la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge dal volto di Gesù Cristo. Solo questo versetto avrebbe bisogno di una sessione. Però lo rileggo, quanto è importante. C'è una luce che risplende, rifulge verso di noi dal volto di Cristo e che arriva a noi e che ci illumina perché abbiamo la conoscenza. Lo riprendo perché il testo è molto più ricco delle 4 parole che ho detto, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso Dio che ha detto a Mosè e Aaron benediciamoli a questi qua uno per uno in questo modo. Vabbè, stiamo parlando di Lui. È quello che risplende nei nostri cuori per fare brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge dal volto di Gesù Cristo. E abbiamo bisogno di contemplare il Cristo, ognuno per noi stessi. Adesso lo stiamo facendo insieme, stiamo contemplando la parola, la stiamo cercando di capire un po' meglio, ma di farlo personalmente, in modo che man mano che vediamo questa immagine, la nostra immagine si mette in luce e smantelliamo le bugie che hanno detto su di noi. Vabbè? È come se staccassimo dalla camicia. Se lo fai così fai uno strappo, ma se prendi gli strumenti giusti, io lo so fare, vi garantisco che lascio la camicia intera eppure la bugia intera se ne va. Ci vuole un po' di lavoro, un po' di attenzione, giusto? Ma questo è un miracolo che il Signore produce in noi attraverso la sua luce. Crisostomo disse, a quell'epoca allora, Dio disse sia la luce, ma adesso non c'è più bisogno di dirlo, perché la luce è dentro di noi, per mezzo dello Spirito Santo. Per chiudere il cerchio, Adonai, Yahweh sono 2 maschili, Ruach è un femminile. Quindi se volete vedere nella Trinità questo specchio paterno e materno di cui noi abbiamo essenzialmente bisogno per la costruzione del nostro essere psichico, il Signore si rivela anche in questo modo nelle Scritture perché noi potessimo avere il messaggio completo di Dio per la nostra vita. E cosa vi posso dire? Buona costruzione. Non solo buon cammino, ma buona costruzione. E che, ancora una volta, portate con voi questa parola. Smantellare le bugie che altri hanno costruito e appiccicato alla mia pelle o intorno a me attraverso la verità di Dio. Gesù ha detto, io sono la verità. Per questo motivo Giovanni scrive, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Abbiamo bisogno di staccare tutte quelle cose appiccicate che non servono a niente, che sono come dei tatuaggi mortali o mortiferi. Abbiamo bisogno di lavorare con delicatezza, senza frantumarci, ma affinché trasformati possiamo essere all'immagine di Cristo. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo perché raggiunge i nostri bisogni, raggiunge anche la nostra gioia e la arricchisce, raggiunge la nostra pace e la fa diventare più grande. Signore, raggiunge il tuo perdono e ce lo fa apprezzare ancora di più. Signore, tu sei grande, tu sei meraviglioso, è perciò che ti amiamo. Grazie Signore perché ti sei approcciato verso di noi tu per primo e che noi adesso possiamo giorno dopo giorno
vedere la luce che rifulge dal tuo volto, affinché la luce in noi possa continuare a crescere e poter adempiere quello che tu stesso ci hai detto. Voi siete la luce del mondo. Signore, fa che ognuno di noi possa essere quella luce che risplenda, alimentata dal tuo Spirito. Signore, benedice ognuno di questi cari che sono qui presenti, di quelli che conosco i nomi e di quelli che non conosco i nomi, uno per uno. Signore, benedicili grandemente e che possano avere un continuo momento di costruzione alla tua gloria. Padre Santo, ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen. Grazie Gaetano per queste parole di edificazione che ha portato oggi alla nostra comunità. Regia, siamo ancora in collegamento? Ok. E niente, io allora volevo proseguire con la nostra riunione per adesso dare onore, ricordare il sacrificio che Gesù ha fatto per noi una volta. E volevo farlo leggendo con voi questi versetti dal Vangelo di Luca, capitolo 22, dal 19 al 20.